Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati in questa galassia piena di pirati. Sono passati un bel po' di anni da quando ci siamo visti l'ultima volta, ma questo perché di fatto non è successo poi granché. Ora ve lo racconto cosa è successo. Allora, prima di tutto, nota più importante di colore, abbiamo stipulato una specie di amicizia, mettiamola così, di rispetto tra noi e il Kanato. Questo ci ha portato a vedere i nostri reciproci confini e abbiamo visto che, a parte qualche flotta un po' grossa, non sono così potenti, perlomeno non come lo erano prima, e possiedono solo pochissimi pianeti abitabili. Questo sicuramente ci pone in una situazione di inferiorità rispetto a loro, ma con un notevole vantaggio potenziale. Noi ci stiamo espandendo, la guerra sta andando avanti, come vedete ci sono vari scontri che stanno avvenendo, varie cacce che stanno avvenendo, loro stanno subendo parecchio, come vedete, oddio parecchio è una gran parola, però stanno subendo il 4% in più di noi la guerra, ma noi adesso giocheremo una carta importante che è quella della conquista di uno di questi pianeti, in particolare l'ormeggio abissale, questo pianeta tropicale che adesso andremo a conquistare. Anzi, prendo le mie armate e le spostiamo qui, quindi sbarchiamo le armate dei pirati e a breve andremo ad attaccarli. Poi un'altra cosa interessante, queste si stanno pian piano evolvendo, scusate, stanno migliorando, diciamo, la loro tecnologia spaziale di difesa, però per ora non sembrano darci particolarmente fastidio. I cricchi sono sempre qui e non vedo grandi evoluzioni. Hanno comunque una flotta abbastanza considerevole, ma niente di che. Loro, come vi ricordate, si sono espansi, quindi qualcosina in più loro ce l'hanno. Però guardate quanti pianeti, ma quanti pianeti hanno loro? Madò, ma quanti? Tantissimi, tantissimi. Vabbè. Altra cosa che volevo dirvi è che ho finito due storyline, una che mi ha donato l'habitat, quindi adesso lo stiamo andando a colonizzare, mentre invece l'altra ci aveva, cos'è che aveva fatto? Ah sì, ci aveva dato un oggetto importante. Non so se era il continuum, no, forse questo l'avevate già visto, ma era qualche oggetto. Ah no, scusate, adesso mi ricordo. Erano i crostacei e ci hanno dato i soldati della tempesta fiammeggiante. Che, ah no, soldati della tempesta di fiamme, che non so cosa vogliono dire esattamente, però sembrano abbastanza forti. Quindi, vedremo un attimo di usarli magari in un futuro. Adesso sbarchiamo con i nostri uomini, la tech li abbiamo fatte, possiamo andare a vedere, la tecnologia sta per andare avanti, quella dei nanoimpianti, sta andando avanti il limite del comando della flotta e pian piano vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto cerchiamo di chiuderla questa guerra in questo episodio. Qui dobbiamo salvaguardare il nostro territorio e, signori, bentornati su Stellaris. Allora, andiamo avanti. Perfetto, la tech è terminata. Adesso andiamo a prenderci qualcos'altro. Potremmo andare a prenderci la stazione della cittadella, però io vorrei andare su qualcos'altro. Questo non sarebbe male, però andiamo ad azzerare completamente i problemi derivanti dalle tempeste spaziali, visto che non abbiamo neanche fatto una torre. Abbiamo iniziato il percorso dei vermi di roccia e voglio andare a esplorare i tunnel, quindi troviamo queste anomalie e le andiamo proprio a esplorare su questo pianeta, quindi scendiamo. Dopodiché dobbiamo potenziare la nostra flotta e anche le nostre basi stellari, perché non è che siano proprio messe al top. Tra l'altro devo vedere una cosa. Nel cantiere navale io non posso costruire. Qui non posso costruire le navi spaziali. Non so perché ci sia questa cosa in questa specifica regione, però non posso. E allora la facciamo diventare o degli ormeggi,
che mi alza. Sì, dai, lo facciamo diventare degli ormeggi. Perché un'altra cosa che dovete vedere è che ho quasi pareggiato la capacità navale. E allora a questo punto andiamo a farlo. Facciamo tutte degli ormeggi e togliamo anche la produzione di navi. Ok, perfetto. Ok, ottimo. Poi, ok, stiamo sbarcando sul pianeta, godiamoci la guerra. Dovremmo avere un bel bonus, perché abbiamo anche bombardamento orbitale, che ci dovrebbe aiutare, anche se loro sono molti, non so se ce la facciamo. Vabbè, comunque andiamo avanti a combattere fino alla fine, però mi sa che non ce la facciamo. Non voglio perdere ovviamente il generale, quindi nel caso ci ritiriamo. Però però forse vediamo. No, rischiamo di perdere il generale, ritiriamoci. Peccato, abbiamo perso l'occasione, peccato. Peccato, adesso riprendiamoci, facciamo altre navi e cerchiamo di sbarcare. Ma potremmo provare anche questi qui, però voglio consumare prima tutti i minerali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ne facciamo altri 10 da qui e ne facciamo... ok. Altre armate. Non capisco perché cliccando qui me le ha prodotte anche da questo lato e anche qui. Non capisco. Vabbè. Comunque andiamo avanti. Qui abbiamo fatto il nostro dovere. Bene. Bene. Ok, ci muoviamo. Anche qui con questa flotta andiamo da quest'altra parte. Qui dovremmo aver cacciato i nemici e andiamo a recuperare i nostri territori. Ok, tra l'altro è interessante anche rivendicare questo per poi arrivare a questa risorsa, perché ci serve assolutamente. Noi siamo abbastanza in negativo. No, dai, non costruirmi, non costruirmelo. Lo stai costruendo? Se me lo sta costruendo, allora a questo punto mando lui. Non mi fa arrivare? Questo non ho capito il perché. Non posso avanzare. Boh, adesso vediamo. Vediamo intanto il triumvirato. Cosa ci dà? Ci toglie una nave scientifica che ci consegna Lette Castello. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Facciamo un'altra nave scientifica. Il potere della fede. Continua a diffondersi la notizia dei demoni. Ah, ok. Siamo quelli che stiamo salvaguardando. Dite loro la verità oppure la segretezza è fondamentale. Stiamo segreti per ora. Allora abbiamo un cittadino che è senza astronave. Allora diamogliela. Qui facciamogli una nave scientifica. E ok. Ok, perfetto. Stiamo recuperando qua. Perfetto. Perfetto, navi recuperate. Ok, qui c'è una piccola flotta, ma non mi interessa. Qui abbiamo recuperato. Ci spostiamo qui, in modo tale da controllare tutta questa zona. Telescopi terrestri. Sull'imbarco sulla stazione e l'attivazione dei telescopi hanno richiesto qualche accorgimento da parte dei nostri scienziati, ma non c'era nulla che non potessimo gestire. Tuttavia, all'angolo della galassia su cui eravamo puntati, gli strumenti non mostravano nulla di rilevante. Sono stati trovati alcuni interessanti manufatti sparsi per la stazione, immagini dettagliate registrate dai telescopi, ordinariamente presentate in cornici decorative. Ogni singola acquisizione è incentrata sulle tempeste cosmiche, con stampe multimediali multiple, di ogni tempesta
che è passata attraverso questo sistema. L'operatore del telescopio ha utilizzato diverse angolazioni, livelli di zoom e persino inclinazioni artistiche per mostrare le tempeste nella loro luce migliore. Dopo un'indagine più approfondita, le opere d'arte sono l'unico reperto interessante a bordo della stazione abbandonata. Le archiveremo in modo che molte generazioni future possano godere di queste immagini di rara potenza e bellezza. Quindi abbiamo trovato un pittore praticamente su una base che ora non c'è più. Il pittore ovviamente, non la base. La base c'è ancora. Ok, qui stiamo costruendo, perfetto. Voglio costruire un'ipervia qui, visto che probabilmente ci servirà. Ok, anche qui stiamo iniziando a costruire l'autostrada. E spostati qui per favore. E vediamo di recuperare un po' di pezzi. Qui possiamo recuperarne addirittura 1000 con 23. Con 27, va bene. Li recuperiamo 1000 e andiamo a spenderli qui per fare un'altra ipervia. Unione. Il canato si unisce a loro. No, ragazzi, malissimo. Malissimo. Cioè l'Unione, che è alleata del Mosaico, si è unita al Canato. Se io adesso dichiaro guerra mi entra anche il Canato. No, ragazzi, malissimo. Io avevo già in mente la prossima mossa dei pirati e invece così siamo fregati, ragazzi. Porca miseria. Molto molto male per noi. Molto molto male. Qui ho fatto la nave, ok, diamogliela a lui. Ok, andiamo a fargli prendere qualche pezzo da museo. C'è, sì. Avvia gli scavi qua, perfetto. Ha raggiunto ancora il massimo, va bene. Con i minerali, va bene. Ok, andate a unirvi qua per favore. E adesso attaccheremo. Intanto continua 24 contro 18. Si allarga il dislivello, il dislivario, diciamo, tra noi e loro. Bene. Qui sarebbe interessante fargli fare un giro. Facciamoglielo fare. E anche qua non sarebbe male alzare a 2005. Però vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare di meglio. Tipo qui, ma sta già andando. Perfetto. Qui lo faremo. Sì, faremo ni. Ok. Altro denaro per noi. Lo vendiamo, perfetto. Guerrieri valurtiani avvistati. Tentate di contattarli. Sciacalli Valutur. Forestieri, noi siamo valuturiani. A differenza di altri imperi galatri civilizzati, non abbiamo un padrone che regna su di noi, ma sono stato scelto per trasmettervi questo messaggio da parte di tutte le case. Non intentate di imporre i vostri metodi fiacchi o ed elimineremo scusate, fiacchi ed effeminati su di noi addirittura. Siete liberi di inviare le vostre navi aliene nei nostri territori, ma non sperate di rivederle. Tuttavia i nostri guerrieri apprezzeranno un po' di svago. Trasmettere su questa frequenza solamente se desiderate offrirci un tributo o avete altre necessità di qualche mercenario, sempre che possiate permettervelo. Ma dove sono questi, scusate? Saranno altri che abbiamo individuato nella galassia, perché non sono comunque vicini a noi. Loro non si sono buggati, mi sa. Forse loro? No. No, non li vedo. Non li vedo, vabbè, tanto non mi interessa. Adesso non volevo mandarli contro di loro. Questi chi sono? Ah, tra l'altro una cosa che mi hanno detto, ragazzi, che nel gameplay precedente avevo avuto un messaggio da un'entità aliena, lontana, mettiamola così. Qui cosa sta succedendo? Ok, scontro. Ok, ma la stiamo vincendo alla grande. Perfetto. E qualche botta, ma niente di che.
Perfetto, scontro vinto. Recuperiamo le forze e soprattutto recuperiamo anche tutto il ben di Dio che c'è qua. Tu lo vai a ricercare dopo. Perfetto. Mettiamoci di qui in modo tale da bloccare eventualmente l'entrata del nemico. Horizons widened. Ok. Tu, caro mio, eccolo qui, ti vai a unire. E poi riproviamo l'attacco. Vediamo cosa c'è da fare. Sblocca la raccolta risorse, non male. Non male. Potremmo fare anche la mega catapulta quantica. Prendiamo sulla raccolta di risorse per ora. Vedo un nemico The qui. canopy is under attack. Stanno provando a Horizons infilarsi widened. da tutte le parti, Ok, intanto abbiamo fatto questa tech che ci mette al riparo. Salute armata, corazza di Frostil. Ti facciamo la corazza. Predators engaged. Ok, riparazioni completate, va bene. Anzi, andiamo proprio contro di questa, così almeno si autoregola. Allora, tu mi sei da solo, mi vai The qui. canopy is under attack. Ma se io ti metto insieme a Their questo, fates ci are vai? entwined. A new seedling is planted. Sì, allora unitevi. Colonia affondata, perfetto. La prima nostra colonia sugli habitat. Perfetto. Vediamo cosa possiamo fare. Facciamo il centro medico. Direi che ci sta il centro medico. Che particolarità ha questa colonia? Nessuna. Ok, quindi l'abbiamo semplicemente occupata, va bene. Esatto, potrei buttarla sulla ricerca. Quindi andiamo a fare delle strutture per la ricerca. Non ha molte, vabbè, non ha molte robe da inserire. Forse più che ricerca converrebbe fare un hub commerciale. Adesso poi ci pensiamo. E anzi, lo andiamo a fare subito. Sarà una stazione commerciale, un po' tipo quelle contrabbando classiche dei pirati, tra l'altro. Allora, andiamo a sbloccare questa ricerca, perfetto. Ora possiamo gestire più personaggi. Vediamo se c'è qualcosa di interessante in questo purpurri. Allora, sicuramente una cosa interessante per me è questa. Andiamo sulla clonazione della fauna. Shelter lost. Sempre più potenti e sempre più incazzati, vorrebbe da dire. The canopy is under Allora, attack. tu hai fatto, quindi vai qua. The Quanto sta la wild devastazione del expands. pianeta? 50% del pianeta devastato e le armate sono solo 98. Allora aspettiamo l'arrivo delle ultime e poi prendiamoci quello che è nostro. Ok, perfetto. Possiamo fare una nuova tradizione. Sono molto indeciso, vi dico la verità. Secondo me è il momento buono di andare a prendere una di queste mutazioni, cioè di queste evoluzioni. Potremmo andare per la via sintetica, per la via cibernetica, per la mutazione, ok? Per la clonazione. Per la purezza. No, non credo che i pirati andrebbero per la purezza, a dire la verità. Potremmo diventare psionici. Non credo sia proprio il nostro main core. Rimane colorazione, che potrebbe essere, ma non particolarmente. Mutazione, che la vedo particolarmente giusta come via. La cibernetica. Anche la cibernetica, secondo me la cibernetica potrebbe essere una buona via. Io questa qua quasi quasi ve le chiedo a voi, ragazzi. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vorreste, quale via vorreste prendere e cosa vorreste fare per questa partita di Stellaris. La lasciamo un attimo in stand by. Ah, tra l'altro, aspettate, ho ancora una possibilità. Posso sbloccare perfettamente il contrario, peso diplomatico, quando ci si oppone alle soluzioni. Perfetto.
Ora abbiamo come perfezionamento l'adozione di tutte le tradizioni e rivalità, garantisce le missioni degli emissari +1 e sblocca la posizione diplomatica antagonista. Interessante. Ora, Nemesi galattica sarebbe veramente da prendere. Cosmogenesi, il tempo, la gravità e lo spazio sono degli ingranaggi fondamentali che compongono il meccanismo della realtà. Se impariamo a manipolarli, l'universo e i segreti saranno nostri. Attrazioni per rifugiati in -50 permette ai pirati bavanieri di procedere sulla via di diventare la crisi. Cosmogenesi, non male. Ipertermia galattica permette ai pirati bavanera di diventare la crisi. Ok, queste sono tutte vie di ok, tutte vie di attacco praticamente, cioè per diventare delle crisi praticamente. Cosmogenesi mi alletta. Alletta, controllo meteorologico galattico, consente alle navi scientifiche di generare una tempesta cosmica attraverso la manipolazione avanzata della stella di un sistema. Minchia, anche quello forte. Anche quello forte. Evoluzione sintetica. Qui abbiamo i vari perk. Allora, lo lasciamo un attimo in stand by per questo gameplay e vi chiederò poi cosa andare a selezionare. A meno che non mi venga un'idea brillante delle mie, però non credo onestamente. Non credo. Scattered remnants Allora, reclaimed. vediamo. Qui abbiamo analizzato i detriti, perfetto. Qui dovremmo essere a posto. Adesso si fondono e poi andiamo ad attaccare. Tu hai fatto quello che dovevi fare, va bene. Vai qui per favore. Anzi, vai tu. Tu invece vai a cercare nuovi posti. The path is laid. Tutti ci acclamano, come avrebbe dovuto essere. Non ci devono nulla, come avrebbe dovuto essere, assolutamente. Invasive growth Pirati engaged. acclamati su un pianeta, giusto? Allora, vediamo. Tempo di dispersionazione. Dai, facciamo colpo basso. Che fa parte un po' della nostra etica, questi pirati infamelli. Qui siamo a -1,4. Molto male. Vediamo di creare un altro distretto cittadino. Dovrebbe darci qualcosina di più anche a livello dell'intrattenimento. Non sembra, a dire la verità. Comunque ne facciamo in più, dopo valuteremo se aggiungere qualcosa per l'intrattenimento. Però in realtà non c'è molto da fare, perché qui sopra c'è una base e la base comunque occupa del lavoro. Processo batteriano, stretto lavori. Bah, non lo so, non mi fa impazzire questa cosa. Io volevo dare un po' più di automazione, capacità risorse e stoccaggio, economia, centro soccorso prima. No, vabbè, ma va bene così per ora, dai. Allora, vediamo un attimo. Ingresso cifrato. Durante l'ispezione di complessi minerari abbandonati sulla superficie di UTIP IV ha trovato un ingresso sigillato che conduce a uno dei pozzi meglio conservati. L'interno è decorato con insegne e testi di una lingua che non è presente nei nostri archivi. Dopo aver ripristinato l'alimentazione locale di un terminale d'accesso, Gablosh ha iniziato a decifrare i dati in esso contenuti. Il sistema, nonostante la sua età, sta dimostrando una vera sfida. Si sta dimostrando una vera sfida per i nostri programmi crittografici più avanzati, ma perché siamo scarsi noi, non per altro. I filamenti astrali sono già alti. Posso fare un blocco dimensionale, ma non mi serve. Attiviamo allora i potenziamenti dei motori.
Dopo aver osservato attentamente la cultura, la loro cultura per una parte sostanziale della loro storia, la società dominante su Gribbon II è arrivata a venerarci come divinità. Vogliono tenerci nelle loro grazie e i loro sacrifici di sangue continuano in nostro onore. Mi sembra un'ottima cosa. Mi sembra un'ottima cosa. Qui intanto abbiamo recuperato, andiamo a prenderci anche un po' di Growth vita. Ok, continues. qui è terminato, benissimo. Sì, qua lasciamo ancora così perché non voglio attivare altre iperlinee. Cioè, secondo me non ha senso. Potrebbe starci un'iperlinea qua, a dire la verità. Però, per ora lasceremo così. Bene. Tunnel. Quindi sotto la superficie si stende una vasta rete di camere collegate da un complesso sistema di tunnel, alcuni dei quali erano parzialmente crollati. Ok, sembravano essere più in uso da parte dei vermi. Abbiamo pilotato la sfera frattale nei più silenziosi di essi. Le pareti coperte di una sostanza simile a una ragnatela che tiene fermo lo scisto e la ghiaia sciolta. Ipotizziamo che queste siano secrezioni dei vermi. La maggior parte delle camere è vuota, ma alcune contengono pozze d'acqua torbida. In una di esse siamo imbattuti in una covata di grandi bozzoli mineralizzati, a metà immersi nel liquido. Raccogliamo le uova e portiamocele a casa. Diventa come l'avventura di Jurassic Park questa. Ma guarda qui, aspetta, non l'avevo visto. Andiamo a riprenderci i nostri territori. Qui tra l'altro c'è un'altra imbarcazione che non mi piace. Ah, qui posso finalmente. Sbarchiamo le armate, facciamo un altro attacco. E adesso direi che sono ancora 1200 però loro, Sono ancora 1200, incredibile. Predatory shelter engaged. Nonostante tutti i bombardamenti che abbiamo fatto, mamma mia. Ok, andiamo avanti. The canopy is under attack. Ok, attacchiamo anche questo e poi riprendiamo la nostra nave e gli diciamo di costruire roba qua dentro. Ok. Cleansing foreign blight. Volevo chiudere la guerra almeno con la cattura del pianeta, ma non riesco a capire se è stato catturato o meno. No, non è stato catturato. Ma scusate, certo non è stato catturato perché mi manca la nave. Ma dove sono le navi? Cioè, vuoi dire che abbiamo catturato il pianeta? Questo che mi stai dicendo? Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Allora imbarca tutto. Ok, perfetto. Ora portiamo avanti loro Predatory shelter engaged. e vediamo un attimo cosa ci attende come risorse. The canopy is under attack. Le statistiche in battaglia spaziale. Ok, va bene, niente di importante. Andiamo di qua. Poi vediamo se c'è qualcos'altro da fare, ma onestamente New non knowledge penso. blooms. Ok, abbiamo sbloccato la corazza. E adesso cosa sblocchiamo? Facciamo risorse minerarie, non mi interessa. Andiamo sul danno armata, dai. Va bene ragazzi, io direi che ci fermiamo qui. Mezz'ora comunque l'abbiamo fatta. La guerra è andata avanti. Qualcuno... Ma non so da dove passino questi, Questi riescono sempre a passare, incredibile. Allora, prendiamo una flotta e mandiamoli a caccia. Fatti vedere se ci sono dei buchi neri, qualcosa. Ma non mi sembra, no, non c'è. Non so che giro fanno, ma mi fregano sempre. The wild Qui intanto stiamo expands. catturando la nostra starbase. Molto molto bene. Uniamole.
molto molto bene. Non ho nient'altro da dire in realtà di questo sistema. Bisognerebbe dire qualcosa di quest'altro, ma ci vuole il termine dell'esplorazione. Va bene, signori. Io una panoramica sulla guerra ve l'ho data, anche sulle varie cose che sono uscite. Fatemi sapere nei commenti cosa preferite. Magari apro io un piccolo chartino sulla parte dei post del canale, dove vi farò scegliere in base alle caratteristiche. E noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Grazie ragazzi, alla prossima.